Una sola vittoria nelle ultime 5 giornate per il Verona, ma anche qui che cosa succede alla squadra di Mandorlini che oggi era in tribuna? Ma cosa succede è difficile dire, certo è che aumenta il distacco dalle prime due, dal Sassuolo e dal Livorno, dovrà stare attento il Verona a non scavare quel solco di 10 punti che la escluderebbe dalla promozione, che all'inizio sembrava potesse essere addirittura diretta, l'ho detto anche la settimana scorsa mi pare, insomma dovrà sudarsela fino alla fine e dovrà ovviamente cambiare marcia, se non segna Cacia sono problemi effettivamente. Beh, è anche un momento di riposo, di respiro per il Verona. Non sta giocando come ha giocato nella prima parte del campionato, ha qualche giocatore probabilmente fuori condizione o sotto la media e soffre anche il Verona in questo campionato dove quando incontri squadre come la Provercelli che ha bisogno di far punti e ti rende tutto più difficile. Tra l'altro il prossimo turno sarà contro la Juve Stabia. Io voglio far vedere a Miglietta un episodio particolare con l'aiuto di Andrea Focacci che è venuto nel corso del primo tempo. Erano i primi minuti quando un attaccante del Verona rientra furbescamente da una posizione di fuorigioco. Vediamo insieme. Vincenzo. Sì, adesso non ecco, vedete il cerchietto giallo-blu? Il giocatore che crossa, ecco, che rientra sembra disinteressarsi del pallone, ma poi ci va incontro. Sì, perché intanto condiziona gli avversari che pensavano ad un fischio dell'arbitro. Questa è una furbizia, Miglietta. Sì, è stato scaltro nel rientrare subito, nel far finta di prendere la palla e poi nel momento in cui è arrivato il suo compagno a disinteressarsi. Qui in realtà ci sarebbe voluto l'intervento dell'arbitro. Sì, lui ha avuto comunque una lucidità che non era facile avere, insomma, ecco, è stato abile e furbo, sì.